Il ricordo delle vittime dei regimi dittatoriali pre e post Seconda Guerra Mondiale oggi è stato il tema dell'incontro svoltosi al Castello Chiaramonte di Favara. Gli organizzatori lo hanno voluto chiamare Giorno della Memoria e del Ricordo, richiamando quindi le due ricorrenze, quella del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio in ricordo della Shoah, ovvero lo sterminio del popolo ebraico, e il Giorno del Ricordo, istituito in Italia il 30 marzo del 2004 in memoria delle vittime e dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Nella sala del Collare del Palazzo Medievale, gli allievi del Liceo King, diretto dal professore Salvatore Pirrera, che ha promosso l'iniziativa, hanno allestito la mostra tematica Brandelli di vita e il violinista. Successivamente è stato presentato al pubblico un lavoro multimediale che gli studenti hanno preparato sugli infoibati e sull'esodo giuliano-dalmata. Oltre al Liceo King, a promuovere la giornata che ha preso inizio con una santa messa presso la chiesa del Rosario, il comune di Favara, l'ANPI, l'associazione culturale Penna Sottile e la società agrigentina Storia Patria. Oggi è il giorno della memoria e il giorno del ricordo. Senza la memoria il popolo rischia di perdere il senso e il significato della propria identità culturale. Ecco perché noi nel nostro piano dell'offerta formativa abbiamo inserito un progetto che riguarda appunto la memoria, attraverso la quale i nostri alunni possono ripercorrere la storia passata e quindi non la storia antiquaria, la storia dei monumenti o la storia di parte, ma la storia critica, la storia che è capace di entrare all'interno dei fatti per andare a capire il significato dei fatti stessi. E quindi ecco perché oggi noi siamo nelle condizioni di poter condannare sia l'antirazzismo, il razzismo del regime nazista e del regime fascista contro gli ebrei e contro i partigiani, sia l'integralismo del regime di Tito che perseguitava gli italiani dell'Istria e della Dalmazia, che venivano atrocemente buttati nelle cosiddette foibe di queste fosse legati con delle catene. E quindi i nostri alunni hanno effettuato tutta una serie di lavori e hanno anche preparato un video che parla appunto di questi eccidi. Tutti sappiamo la memoria del 25 aprile, un popolo senza memoria non può vivere, ma anche la giornata del ricordo, il 10 febbraio, che fu appunto istituita nel 2004, era per dire che tutti i morti sono uguali e quindi tra l'altro venivano infoibati non gente che era considerata fascista, ma erano italiani che vivevano nell'Istria e che in quel momento il regime di Tito perseguitò. Allora con la giornata una democrazia vive veramente quando riconosce tutti gli italiani, quelli morti per mano dei fascisti e dei nazisti e quelli morti per mano della persecuzione del totalitarismo di Tito, appunto comunista, sono tutti morti. Abbiamo ritenuto opportuno non ripetere come l'anno scorso le celebrazioni in 2 giorni diversi, perché i morti, una volta che assumono questo ruolo, non hanno più né colore e neanche diversa bandiera. Per cui abbiamo ritenuto che i morti di tutte le guerre o comunque le vittime a causa delle guerre in campo di battaglia o morti civili sono tutti accomunati sotto un'unica bandiera, che è quella della bandiera del ricordo e della memoria. Il ricordo di tutti i caduti, soprattutto in guerra, italiani, e in particolare mi riferisco perché nel 2015 ricorre il centenario dell'entrata dell'Italia in guerra nella prima guerra mondiale, e quindi tutti i morti italiani giovani, che furono circa 651.000, e anche ce ne furono di Agrigento e di Favara. Solo a Agrigento ne caddero più di 300 e in provincia più di 4.000. E mi piace ricordare il chierico aspirante ufficiale di Favara, Calogero Santamaria,
che pure lui a 25 anni morì lì nella prima guerra mondiale e che ora riposa nella chiesa madre di Favara e che quando prima cercherò di ricordarlo. Anche se lo spirito dell'iniziativa era quella di ricordare le vittime di 2 pagine terribili della storia, non è mancata qualche leggera nota polemica. Devo dire la verità, io su questa iniziativa non sono assolutamente d'accordo, perché quello che si sta facendo oggi qua in questa sede, nel pressapochismo di molti, è una mistificazione, non si vuole rappresentare la verità. Si è cosciente che si dice la verità pur sapendo che si sta rappresentando una menzogna. E qual è la menzogna? È quello di voler rappresentare un piccolo frammento di guerra, di storia della guerra, come se fosse la verità. La guerra è un orrore per tutti che io rifiuto, ma se veramente il professore Capranzani avesse voluto rappresentare un frammento di guerra, avrebbe certamente avuto altre immagini ben più crude e violente, come i bambini che bruciano vivi sotto le bombe a Napoli degli americani in Vietnam, perché si è coscienti che oggi quello che si vuole rappresentare è una menzogna.